Invecchiare non è difficile se un anziano ha il supporto e vive nella condizione di essere accompagnato nella sua situazione di debolezza che molte volte coincide anche con la malattia, e la prima cosa da fare è combattere la solitudine. Una recente ricerca ha fatto emergere un dato significativo: il 30% degli over 75 in Italia è solo, senza un contatto o una persona alla quale chiedere aiuto. Soli sia in casa, ma spesso anche negli ospedali e nelle case di riposo. Il tema è stato affrontato in una conferenza a Casa Marani, dove erano in tanti ad ascoltare Marco Trabucchi, presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. È il grande nemico perché fa morire di più, fa comparire la demenza nel 30% in più, aumenta i ricoveri ospedalieri e fa morire prima. Ecco, dobbiamo metterci in testa che la solitudine è qualcosa di mortale, come dice la letteratura, non soltanto qualcosa che possiamo psicologicamente superare. E la collettività deve particolarmente impegnarsi verso la solitudine dell'anziano, perché è quella più dolorosa, anche soggettivamente, perché l'anziano solo soffre moltissimo. Soffre nelle strutture, nelle residenze, negli ospedali, c'è solitudine, ma il grande problema è quello della casa, è quello della solitudine caratterizzata come una situazione nella quale nessuno può chiedere aiuto a nessuno, cioè se tu hai bisogno nessuno risponde, e questa è la drammaticità. Altro tema forte, oltre a quello della solitudine, è quello dell'Alzheimer, una malattia che non va combattuta solamente con i farmaci, che non sempre sono efficaci, ma va affrontata in maniera più complessa e tenendo conto dei bisogni della persona. Il professor Marco Trabucchi è anche tra gli inventori dell'Alzheimer Fest, che dal 13 al 15 settembre si terrà proprio nella Marca Trevigiana. Il problema di organizzare dei servizi per l'Alzheimer è drammatico perché purtroppo i centri normalmente fanno la diagnosi e poi dopo si dimenticano di accompagnare, o non possono, non è che si dimenticano soggettivamente, non possono accompagnare l'anziano e la sua famiglia, rimandano di un anno il prossimo incontro. Capite bene che in quell'anno la persona affetta da demenza soffre, cambia il proprio comportamento, possono comparire problematiche di disturbi comportamentali, problematiche alimentari, problematiche di sonno, e le persone, le famiglie non hanno nessuno a cui rivolgersi, diventa una vita davvero drammatica.